Dopo la spolverata dei giorni scorsi, che aveva portato i primi fiocchi sopra i 1500 metri di quota, questa mattina l'altopiano dei 7 comuni si è svegliato così. Paesi imbiancati e un paesaggio da fiaba che sembra voler dare il via a una stagione turistica invernale sulla quale tutto l'altopiano conta moltissimo per uscire in modo definitivo dalla crisi degli ultimi mesi. La neve è scesa nella notte fra sabato e domenica, copiosa fino a quote decisamente basse, ammantando di bianco il centro di Asiago, Gallio, Roana, Foggia e molte contrade della conca centrale. Nella piana di Marcesina e sulle vette del comprensorio altopianese si sono depositati parecchi centimetri di neve, che potrebbe essere consolidata dall'abbassamento delle temperature previsto nelle prossime ore. Attirato dallo scenario da cartolina, il pubblico delle grandi occasioni è tornato nei paesi e nelle aree più facilmente raggiungibili per godersi lo spettacolo. Ora tutti sperano che altre perturbazioni possano portare, assieme al mantenimento delle basse temperature, altra neve per consentire l'avvio di una stagione sciistica e per dare agli amanti degli sport invernali la possibilità di divertirsi in sicurezza fra sci di fondo, ciaspolate e passeggiate nella natura.